Gianluca Pellegrinelli, fresco fresco di ritorno dall'ultimo viaggio, sempre a bordo dell'amata Vespa. Ci puoi raccontare che cosa è consistito e quanti chilometri hai macinato soprattutto? Beh, ho fatto 38.500 km in 215 giorni. L'idea è stata quella di scegliere il punto più lontano del mondo, che è Bluff, che è un paesino di pescatori a sud dell'isola del sud della Nuova Zelanda, e da lì tornare a casa in Vespa. Sappiamo che non è il tuo primo viaggio appunto a bordo della tua Vespa. Questa volta cosa c'è stato di diverso? Ci sono state anche delle difficoltà? Sì, è stato un viaggio decisamente più lungo, perché è durato appunto più di 7 mesi e ci sono stati dei momenti di difficoltà in alcuni paesi, alcuni di difficoltà, altri di paura. Tra i principali ricordo l'attraversamento del deserto del Nullarbor in Australia, fatto tra Natale Vigilia e Natale a 46 gradi. Una volta mi sono perso in una foresta in Indonesia e lì me la sono vista di fare la notte sotto un albero. E poi un momento invece davvero di pericolo è stato un rischio di incidente, l'unico vero serio rischio incidente frontale in Cina con una macchina, e lì è stato davvero impegnativo, però ci siamo sfiorati alla fine e ne siamo usciti entrambi indenni. Le cose invece più belle, i ricordi che ti rimarranno di questo viaggio? Ma allora, intanto la gente, in tutto il mondo ho trovato gente che mi ha aiutato, supportato, la bontà della gente molto diversa da quello che noi pensiamo in tutti i paesi. E poi nello specifico ho scoperto dei paesi che sono spettacolari, penso alla Nuova Zelanda, all'Indonesia, alla Cina e la Russia, che noi vediamo in televisione, ahimè, per i problemi della guerra, e invece sono paesi molto importanti, molto belli, dove la gente vive bene, belli, proprio belli. Qual è stata la reazione dei passanti, comunque delle popolazioni straniere, nel vedere una persona a bordo di una Vespa così carica? Beh, la Vespa è un elemento di unione, direi a livello mondiale, quindi quando vedono la Vespa la gente sorride, si apre, si avvicina, è curiosa. E poi quando vedevano che o partivo dalla Nuova Zelanda o arrivavo in Italia, cioè per tutti era una cosa incredibile pensare che questo piccolo mezzo così apparentemente insignificante fosse in grado di percorrere tutta quella strada, quindi tanta simpatia nei confronti degli italiani e della Vespa. Quali erano le domande più ricorrenti che ti hanno fatto appunto all'estero sull'Italia? Beh, diciamo sull'Italia più che domande io vedo tanta ammirazione. Cioè l'Italia viene visto come un paese, un punto d'arrivo. I giovani in Cina amano, o anche in Indonesia, il loro sogno è riuscire a venire a studiare o a lavorare in Italia. Quindi l'Italia ha un posizionamento in tutto il mondo completamente diverso da qualsiasi altro paese europeo. È un passo avanti. Chi c'è stato poi ha dei ricordi spettacolari. Stai già programmando il tuo prossimo viaggio oppure no? Dunque, per un po' devo lavorare, guadagnare, perché qui questo viaggio è stato costoso, impegnativo e costoso, quindi non a breve, però la mia testa è già al Sud America, che sarà sicuramente il mio prossimo viaggio, ma non credo prima di 1 anno e mezzo, 2. Non sarà un viaggio lungo come questo, perché un viaggio così credo non lo farò più, perché è molto impegnativo, però potrebbe essere un viaggio di 3-4 mesi facendo tutto il Sud America. Diciamo che nel mio disegno globale c'è il Sud America, il Nord America e il Sudafrica, però intanto adesso ci godiamo Conegliano e poi quando ci saranno i presupposti comincerò a pensare al Sud America.